Penso un po' noi siamo ascoltati perfino al Vaticano. Che non lo so. Care sorelle, Santo Padre! buonasera. Buonasera, Santo Padre, come sempre un piacere. Grazie. Siamo qui in questa giornata per dire che rubare o mentire non è umano. Bravo Santo Padre! Parole Non sante. c'è nessuna giustificazione per questo. Bravo Marco, e prendi esempio, non si dicono le bugie. È vero. Qui ha detto una cosa assolutamente giusta, l'abbiamo letto anche sui giornali. la sua dichiarazione. Bravo. Siamo pienamente d'accordo. E a proposito di rubare, Ci chiedevamo, no? Ci chiedevamo, Già ma- che eravamo... visto che lei comunque è tedesco, però sta qui in Italia, sarà d'accordo col dire che ieri sera il Bayern di Monaco ha rubato la Fiorentina, palese insomma. Quello è rubare, non si deve fare, vero Santo Padre? No. Fuori gioco c'è quando arbitro fischia. Se l'arbitro ha sbagliato, Santo era chiaro. Padre. Arbitro non avere fischiato, quindi partita regolari. Vabbè, e non dica la bugia, quindi dica il Bayern Monaco ha giocato male, l'arbitro ha rubato, però va bene così. Dai, lo dica. No, Bayern Monaco ha giocato bene, onestamente, Bah. e non ha rubato. Sei sicuro? Ma non Marco? lo so, Bah. mi sembra un po' strano, era chiaramente fuori gioco, Ma. anche un cieco lo Ma poi poteva ha vedere. giocato male, quindi se dici che ha giocato bene è una bugia. Comunque, Mamma mia, ma senta, visto che lei è Santo Padre, è una persona sportiva, che ne pensa di Luca Toni che dal Bayern proprio quest'anno è poi passato a giocare lì a Roma, quindi lì dove, cioè sarà felice che è passato a Roma, no? E lì da voi? Santo Padre? Non tifa per la Roma. Perché lui ha citato il Vaticano. capito? Sarà con Luca Toni. Non lo so. Santo Padre? Cazzate. Mamma. Per un giocatore di calcio, Santo Padre. Pronto? Sì. Se l'è presa perché No, le ho ricordato di Luca. No? Luca, essere pecorella che ha smarrito fede calcistica. Oddio, fede calcistica. Santo Padre. Perché ha deciso di cambiare squadra, mi sembra esagerato, no? No, ritroverà sicuramente la via o gliela faccio ritrovare io. Ma Santo Padre, scusi, No, ora è qui a Roma e anche più vicino a Santo Padre. Ma quindi sì. lei, Santo Padre, è tifoso del Bayern? No, io tifoso del gioco pulito di calcio. Io non essere tifoso per squadra specifica. Non è che lei è tifoso di una squadra tedesca? No, io non avere nessuna fede calcistica. Sembrava, Io sicuramente. conoscere inni di tutte squadre di calci. Davvero? Ce ne faccio sentire uno. Tipo? Questo. Ma no, ma questa è... non è Hey baby. Ma non è quella dell'Oktoberfest? No, che bello, inno di calcio. Sì, ma Non è di calcio. è dell'Oktoberfest Monaco, quindi ha a che fare sempre... Hey baby. Ma sto papa. È quello che cantano i tedeschi di Monaco, questo. No, viva il calcio. Sì, no, viva il Bayern. Sembra fazioso. Salve Santo Padre, alla prossima! Ciao, che bello.